In arrivo dalla Regione un finanziamento per la ristrutturazione del centro sociale di Fontanelle. L'onorevole De Luca da Agrigento lancia la sua proposta per un governo di liberazione. Si è svolto sabato al Museo Griffo la 48esima edizione del Premio Telamone, premiate le personalità che con il loro talento onorano la Sicilia. Convegno all'Ordine dei Medici sulla prevenzione nei primi 1000 giorni di vita, fondamentale per la salute dell'adulto. La Guardia di Finanza di Palermo sequestra a Punta Rai su un uomo con i resti di una testa di coccodrillo. A Gela operazione contro i falsi percettori del reddito di cittadinanza. Pestato un giovane nel centro città. Crolla una casa allicata, una panineria chiusa per prodotti alimentari non tracciati e mal conservati. Ennesimo pareggio dell'Akragas contro lo Scordia. Il Castro Favara perde per 2-1, l'arbitro convalida una rete che con la palla entra nell'esterno, presentato un ricorso del Castro Favara. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi, 1 dicembre, lunedì. In arrivo un finanziamento da parte dell'assessorato regionale alla famiglia e alle politiche sociali relativo al progetto di rifunzionalizzazione mediante manutenzione straordinaria di un immobile da adibire a centro polivalente culturale e ricreativo, finanziato nell'ambito delle misure del POC, per la realizzazione di un nucleo polivalente culturale nel quartiere di Fontanella. Il servizio. L'amministrazione comunale di Agrigento, per tramite l'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato, comunica che è arrivato il decreto di finanziamento in data 19 novembre 2025 dell'assessorato regionale alla famiglia e alle politiche sociali relativo al progetto rifunzionalizzazione mediante manutenzione straordinaria di un immobile da adibire a centro polivalente culturale e ricreativo finanziato nell'ambito delle misure del POC 2014-2020 nel quartiere di Fontanella di Agrigento. Si tratta di un risultato atteso da anni, frutto di un percorso complesso che premia la caparbietà dell'assessorato ai lavori pubblici del Comune di Agrigento e dei nostri uffici tecnici. Un intervento che restituisce dignità e prospettiva a un'area che negli ultimi tempi aveva mostrato segnali preoccupanti di degrado, tanto da richiedere la convocazione urgente di un incontro in prefettura con le istituzioni e i rappresentanti delle forze dell'ordine, nella quale era emersa la necessità di intervenire per mettere in sicurezza i locali ormai divenuti luogo di abbandono e di insicurezza. Il lavoro di aggiornamento progettuale e di interlocuzione istituzionale ha così consentito non solo di recuperare il finanziamento, ma anche di rendere l'intervento pienamente cantierabile. Oggi il progetto è interamente finanziato e pronto per essere avviato. L'opera permetterà di realizzare un nucleo polivalente culturale e ricreativo, restituendo funzionalità ed efficienza al piano terra del complesso che ospita gli uffici della circoscrizione, un intervento atteso che contribuirà alla rigenerazione urbana e alla rivitalizzazione sociale del quartiere di Fontanella ad Agrigento. Il progetto prevede anche la manutenzione delle strutture vetrate, il rifacimento delle pavimentazioni ingresse, la realizzazione dei servizi igienici ed un impianto elettrico completamente a norma nel rispetto delle prescrizioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Oggi, conclude l'assessore ai lavori pubblici Principato, possiamo dire di avere mantenuto un impegno con i cittadini di Fontanelle, restituendo uno spazio pubblico, trasformandolo in un luogo di cultura, di aggregazione e di servizi. E si è svolta ad Agrigento presso l'Hotel della Valle la conferenza stampa, un incontro con i sostenitori della provincia agrigentina nell'ambito del tour politico organizzato dall'onorevole Cateno De Luca. Durante il suo intervento De Luca ha illustrato i cardini del governo di liberazione, la visione politica che guiderà il percorso dei prossimi mesi. L'intervista a De Luca da noi realizzata. Cateno De Luca in questo giro per la Sicilia oggi tocca ad Agrigento. Vediamo alle tue spalle uno slogan, governo di liberazione. Cosa vuol dire? È una strategia che mettiamo in atto da gennaio in poi, uomini e donne con specifiche competenze
che mi consentiranno non solo di completare l'analisi che stiamo facendo di tutti i settori della pubblica amministrazione regionale, ma di proporre anche quelle che sono le alternative, perché la politica ha questa funzione, non si amministra e non si cambia la Sicilia solo con gli slogan o attaccando gli altri, magari evitando di esprimere realmente il proprio progetto e soprattutto spiegare se è attuabile. Ecco, qual è la sua posizione verso il governo regionale? C'è stata una marcia indietro rispetto a quando lei è stato eletto? Noi siamo andati oltre, abbiamo semplicemente consentito al governo Schifani di evitare qualche inciampo d'aula, siamo rimasti all'opposizione, ma abbiamo anche detto agli altri amici dell'opposizione che contribuire per paralizzare, rallentare le attività d'aula non è il nostro obiettivo. Il nostro compito, la nostra funzione è quella invece di avere la capacità di proporre alternative. D'altronde anche su quella che è la mozione di sfiducia che sarà votata martedì prossimo sappiamo già come andrà a finire. Ci sono 23 voti dell'opposizione, ci saranno i 3 voti di Sud Chiama Nord, prenderà 26 voti, ma è un momento semplicemente per mettere in evidenza che comunque il presidente Schifani e il suo governo non l'ha portato la cicogna, ma è stato votato dai cittadini e quindi ha il diritto, il dovere e l'obbligo, soprattutto in questo momento difficile, di amministrare. Ed è questo il termine che uso, non governare, amministrare. La Sicilia non è amministrata e d'altronde le dinamiche giudiziarie hanno messo proprio in evidenza anche questo rapporto patologico tra la politica e la pubblica amministrazione. Questo ovviamente è uno degli elementi che va corretto. Io certamente sì, voterò la mozione di sfiducia perché ci sono motivazioni ben precise per spingere questo governo ad andare oltre. Ecco, noi non abbiamo voluto semplicemente distinguerci sotto il profilo della protesta, ma abbiamo fatto proposte e qualcuna, devo dire, è stata anche accolta. Ecco, ad Agrigento si voterà nella primavera. Cosa proporrete voi? Noi abbiamo anche oggi discusso di questo argomento e soprattutto abbiamo anche detto progettualità, intanto non perdiamoci negli errori che fanno gli altri di partire dal candidato sindaco. D'altronde la nostra esperienza è nata nell'ambito dei palazzi municipali, abbiamo dei nostri modelli di buona amministrazione e ovviamente vogliamo anche che quello che sia il progetto per Agrigento parta esattamente da questi principi che hanno rappresentato la svolta nei palazzi municipali dove abbiamo amministrato. Se il progetto è condiviso si fa anche la squadra e quindi si arriva anche al candidato sindaco. Se invece è il solito teatrino al quale ovviamente non abbiamo interesse di iscriverci, cioè di trovare un candidato sindaco tanto per esserci, e allora non è importante da questo punto di vista che nella scheda elettorale per la votazione di Agrigento ci possa essere più o meno sul Chiama Nord. Se ci siamo, ci saremo con un progetto e con delle idee che vogliamo esprimere con uomini e donne che hanno questa visione. La tua posizione sul referendum della giustizia? Ma io sono per la separazione delle carriere, sì, perché ho visto sulla mia pelle cosa significa quando il campo viene invaso l'uno dall'altro e anche l'assenza di terzietà. Ho avuto 17 processi, 2 arresti e sono incensurato e ho visto cosa significa purtroppo anche il condizionamento spesso dell'organo giudicante rispetto all'organo inquirente. E ho vissuto proprio alcune fasi di come d'altronde deve invece impostarsi una separazione rigida, perché d'altronde il cittadino ha diritto a una giustizia giusta e io l'ho avuta, ma l'ho avuta con 15 anni di calvario giudiziario, con risorse importanti che io mi sono potuto permettere di avere, ma il normale cittadino non può ovviamente essere lasciato alla cabala di un eventuale giudice a Berlino. Il giudice ci deve essere sempre, il sistema lo deve garantire e la separazione delle carriere è sicuramente un elemento che potrà contribuire quantomeno a questa situazione di terzietà. Tanti giovani preparati continuano a fuggire da Agrigento per mancanza di occasioni di lavoro, ma soprattutto perché messi in fuga dai giochi di potere dei padrini politici che sistematicamente violentano il merito. E l'amara considerazione del portavoce dell'area progressista Nuccio Dispenza alla lettura dei dati
dell'annuale rapporto dello Svimez, che mette sotto la lente di ingrandimento le dinamiche del lavoro delle aree più penalizzate del sud, come Agrigento. Assistiamo così a una gravissima emorragia di intelligenze e di affetti, mentre i padrini politici di questa città procedono imperterriti anche in questi giorni secondo una logica di potere che farà scappare tanti altri giovani, anche questi formati con i risparmi delle nostre famiglie, aggiunge Dispenza. Agrigento, come tante altre realtà del sud, forma competenze che migrano altrove, anche all'estero. E si è svolta la 48esima edizione del Premio Telamone al Museo Gruffo di Agrigento, il nostro servizio. La 48esima edizione del Premio Telamone giunge al suo epilogo, confermandosi ancora una volta una delle più longevi e autorevoli manifestazioni dedicate alle personalità che hanno onorato la Sicilia con il loro talento e il contributo alla crescita del paese. La manifestazione ha voluto rappresentare un momento di incontro, di dialogo, un invito a riflettere sul significato del successo e sul ruolo che l'impegno quotidiano riveste nella costruzione di comunità solide e consapevoli. A ritirare quest'anno la statuetta del Telamone sono stati la Presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, Maria Aronica, il CEO del gruppo Sicur Transport, Luciano Basile, Gloria Giorgianni, produttrice cinematografica e fondatrice di Anele, Cristina Grasso, esperta di gestione del patrimonio storico-culturale, l'imprenditore Andrea Passanisi, fondatore di Sicilia Avvocato, il cantautore Pippo Pollina, il cavaliere del lavoro Agostino Randazzo, presidente del gruppo siciliano dei Cavalieri del Lavoro, il presidente dell'Università Core di Enna, Cataldo Salerno, l'artista Igor Scalisi Palminteri, la scrittrice Aurora Tamigio e Simeone Tartaglione, docente di direzione d'orchestra presso la New York Symphony Orchestra. La manifestazione è stata condotta dalla giornalista Margherita Trupiano, con gli interventi artistici di Rosa Mandacchia, la poetessa Giuseppina Mira e il pianista Valentino Taormina. L'edizione del Premio Telamone è un'edizione sempre molto affascinante anche per la caratura dei premiati. Diremo uno dei premi più validi rispetto ai tanti che si fanno ad Agrigento. Il nostro premio ha una storia e lungo questa storia portiamo ad Agrigento personalità certamente di primissimo piano che fanno onore alla terra siciliana. Quindi Agrigento diventa la capitale dell'incontro delle menti eccelse che lavorano nel silenzio e l'interesse della comunità siciliana e soprattutto per dare sviluppo a questa terra tanto chiacchierata, ma che ci sono tante menti che lavorano profondamente per cambiarla. Quindi noi siamo lungo questa strada e speriamo bene per il futuro. Tante teste vuol dire che ci sono tante intelligenze. Ecco, è una scelta accurata che lei fa insieme al suo staff nel corso dell'anno. Sì. Ecco, su quali criteri, Presidente? Noi li seguiamo attraverso la stampa, attraverso la radio, la televisione, attraverso le pubblicazioni e poi facciamo una riunione e facciamo una selezione di tutte queste persone che meritano il premio. Non solo siciliani, anche gente di fuori, ma che ha origine, diciamo, nostrana. Il nostro statuto prevede che ci siano anche persone che si battono per la Sicilia, anche se non sono siciliani, e quindi è un modo per ringraziarli per il loro impegno, per la loro attività a favore del nostro territorio. Ha una grossa valenza perché è un riconoscimento dato a chi sostiene l'economia nazionale e quindi mi è particolarmente gradito, mi è particolarmente caro, anche perché l'ha avuto 30 anni fa mio padre, l'ha ricevuto mio padre e quindi sono doppiamente onorato. Ma non soltanto nella nostra città, direi in Sicilia, 48 edizioni la dicono lunga sulla longevità della manifestazione, ma anche sulla qualità che essa rappresenta, vedendo effettivamente tutti coloro i quali nel corso dei decenni sono intervenuti. Ecco, che ricordo porta di Agrigento di questo momento? Ma Agrigento, io ho un rapporto personale, nel senso che ho tanti amici qua, anche musicisti, il maestro Francesco Buzzurro, grande chitarrista agrigentino, ma poi essendo appassionato di archeologia mi trovo
diciamo, davanti ad un reperto importantissimo della storia dell'Agrigentino, non soltanto dell'Agrigentino, ma di tutta la Sicilia. Quindi per questo motivo, per motivi diciamo così, di passione archeologica, ci venivo molto spesso e vi faccio un ritorno sempre con grande piacere. Sì, è un premio molto importante, sono molto onorata di riceverlo, sono felice fra l'altro perché siamo alla conclusione delle riprese di un film siciliano girato a Palermo sulla vita di Biagio Conte, che è un altro grande siciliano che ha preso questo premio. È un premio che racconta l'eccellenza siciliana, i valori veri di una Sicilia che va raccontata di più e meglio, cercando di portare alla luce le diversità che ci sono e tirandola fuori dalla dialettica mafia e antimafia dentro la quale è spesso ridotta nel racconto televisivo e cinematografico. Quindi è quello che io sto cercando di fare con la mia società, sono onorata di questo premio che è un segno che forse qualcosina si sta costruendo. Dove lo vedremo, signora? Il film è un film per Rai Fiction, quindi lo vedremo su Rai 1 e soprattutto ha il patrocinio del comitato del Ministero della Cultura per le celebrazioni di San Francesco e quindi sarà l'unico film che racconta il San Francesco moderno dei nostri tempi, che è stato Biagio Conte. Sono felice di poter portare su Rai 1 questa storia, questo personaggio che noi siciliani conosciamo e amiamo tanto, ma che fuori dalla Sicilia è poco conosciuto e che ha creato una realtà di solidarietà, di comunità veramente rara. Oggi più che mai è fondamentale fare un racconto che metta al centro il riconoscimento dell'altro, del diverso, l'accoglienza, la comunità. Biagio Conte è stato questo, ha fatto questo e l'ha fatto nel cuore della Sicilia. Professore, lei ha ricevuto oggi questo riconoscimento del Telamone d'Oro perché anche per la sua attività della Core, insomma, lei ha portato la Core a un livello molto alto delle università siciliane. Credo di averlo ricevuto essenzialmente per la Core e per la squadra che è dietro di me, perché non si realizza un progetto così importante e con questo livello di successo senza una grande squadra alle spalle che lavora insieme, che lavora all'unisono e che ha idea, contezza e condivisione del progetto. Università che crescerà, immagino, nel futuro con nuovi progetti, se ti anticipa qualcuno? Stiamo già crescendo moltissimo, quest'anno in modo particolare abbiamo incrementato del 50% i corsi di laurea, siamo praticamente leader nella formazione per le professioni sanitarie, stiamo crescendo in medicina, avremo finalmente le prime lauree quest'anno dopo 6 anni di corso che sta andando avanti brillantemente e abbiamo altri progetti che riguardano anche processi di internazionalizzazione sia di iniziative verso di noi che di iniziative promosse da noi. Sì, sicuramente un premio che mi fa onore, visto i predecessori che ha avuto di grande spessore, quindi sono molto contenta del premio Telamone. È un incarico di magistratura un po' particolare il suo, no? Sì, perché abbiamo competenza su tutta la Sicilia, si controllano le gestioni, i bilanci, i rendiconti, la regolarità finanziaria. Un mestiere difficile, insomma. Un mestiere difficile, si controllano enti locali, la regione pure. Quando arrivano le vostre comunicazioni sono dolori. Ma si spera di poter indirizzare più che altro l'amministrazione, anche proponendo misure correttive che siano attuate. Ecco, in Sicilia ci sono molti casi di male amministrazione che voi rilevate solitamente? Come procura, quando ero in procura sicuramente sì, ci sono parecchi danni pubblici, milionari pure, soprattutto nell'ambito dei contributi pubblici a privati, negli appalti, negli carichi, insomma tante tipologie di danno, diciamo. Sì. Questo quando ero in procura ovviamente, perché là si perseguivano i danni erariali. Ora
si fa un'attività diversa di controllo sulle amministrazioni, quindi sulla gestione anche in corso. Benissimo, grazie. La prevenzione nei primi 1000 giorni di vita è fondamentale per la salute dell'adulto. È stato questo il tema di un convegno che si è svolto presso l'Ordine dei Medici di Agrigento. Le interviste. La prevenzione rappresenta il punto fondamentale della salute pubblica e per noi ed è la nostra mission, la salute dei cittadini. Quindi è importante oggi questo convegno che si tiene qui nella sede dell'Ordine dei Medici e noi siamo stati i promotori assieme all'ASPRI. In particolare oggi ci soffermeremo sulla prevenzione materno-infantile e riproduttiva perché garantire percorsi di tutela della salute della donna e del bambino e sostenere una genitorialità consapevole, promuovere l'accesso ai consultori, ai servizi territoriali, assicurare una diagnosi precoce e accompagnare le famiglie in tutte le fasi della vita riproduttiva non è solo prevenzione clinica, ma è anche un investimento sociale e su questo punto dobbiamo tenere ferma la barra. Oggi abbiamo il piacere di presentare un evento che mette insieme diverse professionalità che si occupano tutte quante dei bambini e in particolare verrà trattato il primo anno di vita del bambino con tutte quelle che sono appunto pediatri, neuropsichiatri, ma centri vaccinali, tutte quelle che sono le attività che girano attorno alla sua salute per mantenerla, per fare sì che il bambino superi questo anno pronto ad affrontare il resto della sua vita, che è un anno difficile, comunque la mettiamo, lui da cucciolo gattonerà, camminerà in questo anno, quindi cresce parecchio e noi vogliamo che cresca bene. E questo progetto si appoggia appunto a quelli che sono i piani della prevenzione e fa sì che oggi si incontreranno queste diverse appunto professionalità inerenti, come dicevo, pediatri, ma anche igienisti, neuropsichiatri, insomma, per far sì che tutti insieme sappiamo qual è il fine e l'obiettivo da raggiungere, appunto il mantenimento della salute del bambino. Spero che tutti si rendano conto di quanto sia importante attenzionare questo argomento, perché oggi un bambino è prezioso, ne nascono sempre meno e quindi dobbiamo fare in modo che il bambino raggiunga l'età seguente la fanciullezza e tutto con la maggiore serenità e soprattutto, ripeto, salute. Il piano di prevenzione aziendale si inserisce in un contesto normativo che regolamenta il piano nazionale di prevenzione, che è inserito all'interno del sistema nazionale di sanità pubblica. Serve da supporto per le attività previste dai LEA, dal nuovo sistema di garanzia e serve a dare salute alla popolazione e garantire equità, trasparenza in tutte le attività che mettono al centro il cittadino e il bisogno di salute. È un congresso importante questo, è un congresso che esce fuori da un protocollo d'intesa fatto tra ASPE e ACP, Associazione Culturale Pediatri. Noi ci teniamo tantissimo perché la prevenzione è importantissima sin dai primissimi giorni di vita, anzi andiamo prima, ancora in gravidanza, perché fare crescere un bambino sano abbiamo un adulto sano. Prevenzione significa vaccinazioni, prevenzione significa alimentazione, prevenzione significa nascere in un ambiente sano, fuori dalla plastica, fuori dai cellulari. Prevenzione significa comunicare e avere una scuola a portata di tutti. E soprattutto prevenzione significa aiutare pure i bambini che non ce la fanno da solo, quindi l'inclusione è prevenzione. Oggi parleremo dei primi 1000 giorni e sottolineiamo proprio l'importanza di tutti quei fattori che possono influenzare la salute del neonato, del bambino e quindi anche a lungo termine dell'adulto che sarà, valutando tutti quei fattori di protezione della salute ma anche quei fattori di rischio che mettono proprio a rischio la salute
salute del neonato, del bambino e del futuro adulto che sarà, per tutte quelle malattie croniche non trasmissibili che siano il diabete, l'ipertensione, l'obesità. E l'importanza, sottolineiamo, di cominciare a riflettere e a mettere in atto tutta una serie di prassi che riguardano gli stili di vita dal concepimento fino ai primi 2 anni del bambino. In questo tempo, in questi primi 1000 giorni, ci giochiamo la salute e il futuro di questa generazione. Oggi affronteremo appunto un momento di riflessione più che altro su quello che sono su quello che è la prevenzione dei disturbi del neurosviluppo in età evolutiva, secondo dei principi di alleanza tra il neuropsichiatra infantile e il pediatra di famiglia. Questa alleanza è fondamentale perché nella prima fascia di età, che riguarda proprio lo 0-3 anni in particolare, è estremamente importante che il pediatra, che è il primo attore di questa catena assistenziale che va a prendere in carico il neonato, si occupi proprio dell'intercettazione di quelli che sono gli indicatori clinici prioritari per poter valutare l'entità del rischio dei disturbi del neurosviluppo. I disturbi del neurosviluppo sono tanti, lo sappiamo, secondo il DSM-5 sono appunto le disabilità intellettive, i disturbi dello spettro autistico, disordini motori, disordini del linguaggio, quindi tutte quelle patologie che hanno già un esordio proprio precocissimo nello 0-3 anni. Il servizio di assistenza primaria e attività oraria, ossia l'ex guardia medica del presidio di Cattolica Eraclea, rimarrà chiusa dall'1 dicembre al 31/12. A comunicarlo è la direzione del distretto sanitario, che ha anche assicurato che al fine di garantire l'accesso alle cure da parte degli utenti, il servizio sarà garantito dai medici della Guardia Medica di Montallegro. Passiamo alla cronaca. La Guardia di Finanza di Palermo sequestra all'aeroporto Punta Raisi la testa di un coccodrillo in via di estinzione. Il servizio. Le fiamme gialle della compagnia di Palermo Punta Raisi e i funzionari doganali hanno sottoposto presso l'aeroporto di Palermo a controllo doganale un passeggero palermitano proveniente da Bangkok via Roma Fiumicino. L'ispezione della valigia ha permesso di rinvenire all'interno della stessa la testa di un coccodrillo appartenente alla specie Crocodilia ap, in via di estinzione. La testa del rettile, originario delle regioni tropicali e subtropicali dell'Asia, era essiccata e con i denti in vista. La stessa, al momento del rinvenimento, era avvolta in una busta di plastica, aggirando i controlli in Thailandia fino a giungere nello scalo di Palermo Punta Raisi. Il reperto è stato sequestrato al passeggero, denunciato a piede libero, ed è stata contestata la condotta punita dalla legge con l'ammenda di euro 20.000 a euro 200.000 o con l'arresto da 3 mesi a 1 anno. Il sequestro di queste specie protetti testimonia l'impegno della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Dogane nella difesa dell'ambiente e della biodiversità, perseguendo i crimini legati al commercio illegale di flora e fauna protetta, un fenomeno che mette a rischio l'ecosistema globale, come in questi giorni ribadito nella conferenza che si svolge a Samarcanda, che riunisce delegati di oltre 180 paesi. L'attività di controllo proseguirà con l'obiettivo di garantire che tutte le operazioni commerciali relative alle specie protette avvengano nel pieno rispetto della normativa nazionale e internazionale, continuando a tutelare il nostro patrimonio naturale e contrastare le pratiche illecite danneggiando l'ambiente. Il risultato conseguito è frutto della sinergia tra la Guardia di Finanza, l'ADM, consolidata dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 2023 e recentemente rinnovato il 28 maggio scorso, che rafforza la cooperazione operativa negli spazi aeroportuali. Linea alla regia per la pubblicità. I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno recentemente concluso un'indagine in materia di spesa pubblica, denunciando 74 soggetti che hanno indebitamente percepito il reddito di cittadinanza per circa 400.000 euro,
Il servizio nasce da una mirata attività informativa del gruppo della Guardia di Finanza di Gela, che ha individuato una platea di soggetti che hanno messo a dichiarare situazioni soggettive costituenti cause di esclusione dall'accesso alla particolare misura di sostegno. Partendo da tale evidenza, le Fiamme Gialle hanno avviato mirati controlli sulla posizione di circa 100 nuclei familiari finalizzati alla verifica dei requisiti richiesti dalla specifica normativa. Le attività investigative hanno consentito di individuare e deferire alla locale Procura della Repubblica 74 soggetti per i quali vale la presunzione di innocenza, residenti principalmente nei comuni di Gela e Niscemi, che hanno richiesto e indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. I controlli hanno permesso di rilevare diverse irregolarità e falsità attestate nelle richieste rivolte all'INPS. In particolare, tra i soggetti denunziati risultano cittadini extracomunitari privi del requisito di permanenza quinquennale nel territorio nazionale, cittadini proprietari di veicoli di grossa cilindrata e soggetti con precedenti penali anche in materia di criminalità organizzata. Il brutto episodio si è verificato intorno alle 2 della notte tra sabato e domenica in via Gioieni ad Agrigento. Un 17enne agrigentino è stato aggredito in strada da un gruppo composto da almeno 4 ragazzi per motivi ancora da chiarire. Il giovane è stato colpito con calci e pugni mentre si trovava in compagnia di una sua coetanea, ma ha rifiutato l'assistenza dei sanitari. Ha riportato diversi traumi, tra cui una contusione a un occhio. Gli aggressori si sono fermati alla vista e lontananza dell'arrivo di poliziotti, carabinieri e finanzieri impegnati nell'attività di servizio nei luoghi della movida. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare gli autori dell'aggressione. Un venditore ambulante di 45 anni, originario di Racalmuto, investito e abbandonato sulla statale 123 nei pressi di Campobello di Licata, si è risvegliato dal coma dopo 9 giorni. Sui social la cognata ha scritto un messaggio di ringraziamento e speranza. I medici stessi parlano di un miracolo di Dio. San Michele Arcangelo, la Madonna del Monte, la Madonnina dei Miracoli hanno ascoltato tutte le nostre e vostre preghiere. Bisogna continuare a pregare. Il 45enne si trova ricoverato adesso al Policlinico di Palermo. Dopo è già stato sottoposto a importanti interventi chirurgici. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe sceso dal suo camion per un guasto meccanico quando un'auto in corsa l'ha centrato in pieno senza prestare soccorso. I carabinieri sono riusciti a risalire all'identità del conducente in fuga, lo hanno denunciato per reato di lesioni stradali aggravate e omissioni di soccorso. Si sono vissuti momenti di paura nella tarda serata di domenica a Licata, dove in via Soldato Florio è crollata una palazzina di 3 piani. Non si registrano feriti e l'edificio da tempo era disabitato. A titolo precauzionale sono state evacuate 2 famiglie per un totale di 4 persone, tra cui un minore. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia, gli operatori del 118, il personale della protezione civile comunale e i tecnici dell'Enel. I vigili si sono occupati della messa in sicurezza dell'area interessata. Un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è stata chiusa nel centro cittadino di Agrigento. È la seconda in appena 24 ore. Il provvedimento è scattato dopo il sequestro di circa 50 kg di prodotti alimentari privi di tracciabilità e mal conservati. L'ispezione, condotta in una piadineria non molto lontano dalla via Atenea, ha portato a una sanzione di circa 4.000 euro e alla sospensione immediata dell'attività commerciale. L'operazione nel settore della sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori è stata condotta in congiunta dagli agenti della polizia locale e dai carabinieri del comando provinciale. Neurodivergenza e inclusione, questo è il tema dell'incontro che si è svolto presso la Sala Lanza dell'Orto Botanico di Palermo. L'evento, promosso dall'associazione AI del 22, punta ad approfondire e a sensibilizzare sul tema della deiezione del cromosoma 22, una malattia molto rara che necessita di conoscenze e di ricerca. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo.
Oggi a Palermo si parla di malattie rare con AIDEL 22. Cos'è AIDEL 22? AIDEL 22 è l'Associazione Italiana Delezione Cromosoma 22, è un'associazione di familiari e persone con delezione del cromosoma 22, una malattia genetica rara che è tra le più diffuse all'interno delle 8.000 malattie rare oggi conosciute. La delezione del cromosoma 22 è una sindrome genetica che comporta l'insorgenza di vari sintomi, oltre il 70% dei casi cardiopatie alla nascita o deficit immunitari, problemi del palato e del linguaggio, problemi cognitivi e in età adulta può sviluppare problemi anche di carattere neuropsichiatrico. Quindi qual è l'obiettivo del lavoro di oggi? Qual è il tema del convegno di oggi? Oggi parliamo di neurodivergenza e inclusione, siamo qui in Sicilia perché AIDEL 22 è un'associazione nazionale che ha 16 sedi regionali e oggi in Sicilia tutti i soci della regione siciliana ma anche di tutta Italia si ritrovano qua per confrontarsi con i medici che si occupano sul territorio di delezione del cromosoma 22, soprattutto degli aspetti della neurodivergenza e dell'inclusione scolastica, che sono temi molto importanti per i nostri soci. Noi per aiutare a diffondere la conoscenza della delezione del cromosoma 22, oltre a convegni come quello che facciamo qua oggi con le nostre famiglie, abbiamo realizzato un podcast. Vi invitiamo tutti ad ascoltare sulle principali piattaforme Spotify, YouTube, Apple Podcast, una bella botta di un podcast di Natalie Normafella e Jonathan Zenti in 4 puntate in cui scoprirete che avere la delezione del cromosoma 22 può essere anche una bella botta di fortuna. Quindi vi invito tutti ad ascoltare questo bellissimo podcast. Come referente della regione Sicilia di AIDEL 22 e come genitore di Francesco, un ragazzo speciale con la delezione del cromosoma 22, sono veramente contento e orgoglioso di questo convegno che abbiamo organizzato qua a Palermo, che ha riscosso un grande successo, una grande partecipazione, segno evidente che c'è una grandissima necessità di attenzionare problematiche inerenti a queste malattie rare, in particolare della delezione. L'Orto Botanico dell'Università di Palermo è un luogo di accoglienza per natura, non ci occupiamo soltanto delle piante ma anche delle relazioni. Il convegno di oggi ci tocca particolarmente anche perché il nostro dipendente, che è il conservatore dell'erbario, ha un problema familiare e quindi abbiamo vissuto e viviamo con consapevolezza questa condizione della delezione del cromosoma 22, una rara condizione genetica che impegna moltissimo le famiglie, ma che chiede alla società di fare i passi necessari per favorire l'inclusione e l'estrinsecazione delle potenzialità di un Innovazione e digitalizzazione, i GAL Nepoli Blues illustra le opportunità per i piccoli comuni, i colleghi di Messina. Il GAL Nebro di Plus ha organizzato presso la propria sede di Sant'Agata di Militello una conferenza stampa dedicata alla presentazione dei contenuti e delle condizioni dell'avviso pubblico emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e rivolto ai comuni italiani con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. L'avviso pubblico è stato pensato per sostenere i comuni nei processi di innovazione, digitalizzazione e rafforzamento della capacità amministrativa. Il GAL Nebro di Plus ha manifestato la propria disponibilità a curare gratuitamente per i comuni interessati la propria manifestazione di interesse, che dovrà avvenire entro le ore 12 del 9 dicembre 2025, utilizzando il modulo allegato al bando. Il presidente del GAL Nebro di Plus, Francesco Calanna, contestualmente ha annunciato di voler creare un'associazione nazionale per il riconoscimento formale della figura del facilitatore digitale, considerata strategica per sostenere la trasformazione digitale degli enti locali e migliorare l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato un bando manifestazione di interesse, cioè dire sta chiedendo ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti in Italia, quindi in tutta la Sicilia e quindi in Italia, se hanno un fabbisogno nel settore della transizione digitale,
di figure professionali appunto che abbiano competenze digitali tout court, amministrative o nel settore architettonico o nel settore ingegneristico. Questo censimento servirà al Dipartimento per avviare un bando di selezione a copertura di quei posti che si renderanno vacanti giusto appunto a questa manifestazione di interesse. I comuni debbono adempiere e rispondere a questa manifestazione di interesse entro la prima decade del mese di dicembre. Il GAL ha scritto già una lettera a tutti i comuni siciliani e si è detto disponibile ad assisterli gratuitamente, si intende, in questa fase di formulazione della scheda del fabbisogno per l'invio al Dipartimento della Funzione Pubblica. È uno strumento importante, è un momento importante per consentire alle amministrazioni locali quella transizione digitale necessaria e indispensabile se vogliamo avere un'amministrazione attiva, fattiva e moderna. Il GAL intanto ha avviato sul territorio dei Nebrodi un progetto di transizione digitale arruolando facilitatori digitali e istituendo ben 17 sportelli nei comuni per la transizione digitale. Quindi già in questo settore attivo e operativo è giusta questa esperienza. Ha dato vita appunto il GAL all'avvio di questa associazione nazionale dei facilitatori digitali, costituita secondo una legge del 2013 che recita per tutte quelle professioni non organizzate in ordini e collegi. Quale sarà la funzione di questa associazione poi? Ma è quella che è l'ordine per gli ingegneri, l'ordine per gli avvocati, l'ordine per i commercialisti. Posso fare un esempio di un'associazione realizzata con la legge del 2013 che ha questa funzione, l'associazione per i tributaristi o per gli amministratori di condominio. Quindi l'associazione rappresenta gli interessi di una categoria, promuove una professione, aggiorna periodicamente i professionisti che all'interno dell'associazione si iscrivono e si riconoscono. Passiamo dallo sport, ad Aragona, allo stadio Totorrusso. L'Akragas rallenta ancora, arriva un altro pareggio, il secondo consecutivo che costa ai biancazzurri la vetta della classifica contro la squadra dello Scordia. Coriace organizzata, venuta ad Aragona senza timori reverenziali, che termina con un pareggio 1-1 e servizio. L'Akragas rallenta ancora, arriva un altro pareggio, il secondo consecutivo che costa ai biancazzurri la vetta della classifica contro una Gimnica Coriacea organizzata, venuta ad Aragona senza timori reverenziali, finisce con un pareggio 1-1. È stata una gara intensa, a tratti nervosa, decisa da 2 rigori nella ripresa e da tante occasioni non sfruttate dall'Akragas. In sala stampa il mister Catania afferma: non si è inceppato niente. Mister, le faccio la stessa domanda che ho fatto a Fragapane: 2 pareggi consecutivi, si è inceppato qualcosa, c'è da preoccuparsi? No, non si è inceppato niente. C'è solamente la consapevolezza che sono battaglie, partite ogni domenica una battaglia, e non c'è nessuno, anche perché la squadra gioca, come ha creato domenica il secondo tempo, ha creato oggi tantissime palle gol, perciò non c'è niente di che preoccuparsi, si deve pensare semplicemente a riprendere martedì con serenità, con la consapevolezza che questo è un campionato difficile e che tutte le partite vanno affrontate come le hanno affrontate i ragazzi oggi. Io alla mia squadra, per l'atteggiamento e l'impegno, posso fare solamente complimenti. Guardiamo alla nostra squadra, ha scelto di giocare con 3 attaccanti fin dall'inizio, questo che cosa pensava potesse dare? Ma sicuramente in settimana ho visto che stavano bene, per cui avendo degli attaccanti importanti ho deciso di metterli dall'inizio. Dobbiamo considerare pure che mi mancava Rizzo, che in questo momento era stato quasi sempre titolare, oggi alla fine credo che nel compito delle occasioni il modulo c'entri poco, perché abbiamo creato comunque tantissime palle gol. Secondo pareggio stagionale, secondo pareggio consecutivo,
Ecco, che cosa non ha funzionato? Si è inceppato qualcosa in questa Caracas? No, non si è inceppato niente. Togliendo i primi 10 minuti col Santa Croce penso che la partita le abbiamo fatte sempre noi. Poi gli episodi non ci stanno girando nel verso giusto, però alla squadra non c'è niente da rimproverare secondo me. Oggi l'avversario era davvero tosto. Sì, gli avversari oggi, gli altri sono stati sempre tosti. Ovviamente quando non c'è la vittoria la squadra avversaria ha più meriti. La partita un po' bloccata, poi decisa da 2 rigori che da fuori sono sembrati entrambi netti. Sì, i rigori c'erano, magari le occasioni dovevamo essere più concrete a realizzare e a quest'ora avremmo parlato di altro. Ecco, secondo te cosa è mancato alla fine per portare a casa l'intera porta? Secondo me il gol è mancato, perché abbiamo sbagliato 3-4 palle a pochi centimetri dalla porta. Se entrano, secondo me di tutt'altro, però nel calcio è così, se non si vince si può dire tutto quello che vuole, ma è così. Mister, se l'aspettava di venire qui al Totolussa di Aragona e portare a casa un pareggio contro quest'Acracas? Mi aspettavo di venire a fare una grande partita perché conosco i miei ragazzi, stanno lavorando bene, stanno crescendo settimana dopo settimana e mi aspettavo una grande prestazione. Ecco, ha affrontato il Priolo, ha affrontato l'Acracas, differenze tra questi 2 avversari? 2 partite totalmente diverse per momenti della stagione dove noi non eravamo diciamo pronti mentalmente. L'Acracas, senza nulla togliere al Priolo, dal mio punto di vista è la squadra da battere quest'anno, è un gruppo importante, un allenatore altrettanto importante, quindi tra le 2 secondo me senza dubbio l'Acracas. Come si ferma quest'Acracas? Qual è il segreto? L'intensità, una squadra che ha tanta qualità, ha fisicità, devi mettere intensità, devi essere bravo quando hai la palla a avere personalità nel tenerla, nel controbattere, però è dura, non è una passeggiata per nessuno. Poi alla fine c'è stato anche un po' di nervosismo, è normale quando 2 squadre ci tengono a fare il risultato? Ma ci sta, ma sempre tutto credo nei limiti del rispetto reciproco, sono cose che nel calcio succedono, quando uno lotta per vincere, per competere è normale che ci sia, però credo che tutto nei limiti del rispetto. E durante il match tra il Castrum Favara e l'Atletic Palermo, terminato con una sconfitta della squadra di casa per 2-1, l'arbitro convalida il primo gol degli ospiti nonostante la palla entri in rete passando dall'esterno della porta. Ce ne parla il collega Giuseppe Moscato. Domenica nera per la Castrum Favara che perde l'imbattibilità al Bruncoleri alla fine di una gara giocata bene con il cuore, ma che ha fatto emergere tutti i limiti caratteriali e soprattutto ha messo in evidenza che bisogna andare senza indugi sul mercato di riparazione. Ma quello che tiene banco è il primo gol dell'Atletico Palermo, un gol che non dovrebbe essere valido come si evince chiaramente dalle immagini, in quanto la palla è entrata al di fuori dello specchio della porta, ovvero dall'esterno, in quanto c'era un buco nella rete. Immagini virali che hanno fatto il giro dell'Italia sportiva e che adesso saranno attenzionati per un possibile ricorso da parte della Castrum Favara. Ma andiamo alla partita. Pochi giocatori d'esperienza indistinta nella Castrum Favara, una panchina composta solo da juniores e una infermeria piena. Di contro Atletico Palermo ha giocato benissimo anche per il suo blasone dei tecnici, Emilio Zangara tra gli altri. Castrum Favara ha avuto la possibilità di giocare per diversi minuti con superiorità numerica, ma non è riuscita questa cosa a portare beneficio, anzi paradossalmente la superiorità numerica ha mandato in tilt il Castrum Favara, forse convinto di poter far sua la partita.
Sono stati i nerorosa del Palermo a mettere nel sacco gli uomini di Terranova con 1-2 micidiale nel giro di appena 5 minuti. Il primo gol contestato che abbiamo già riferito e poi il secondo gol per un regalo della difesa, un raddoppio che stronca Castrum Favara almeno nel proseguo. Poi invece è stato un monologo favarese con tantissime palle gol, con Gueià, Piazza, Tripicchio. Clamoroso il gol fallito da Orofino a fine del primo tempo. Nella ripresa, dopo la strigliata di Terranova, il Favara ci crede e accorcia le distanze con De Minne. Gol di testa su calcio d'angolo. Poi la sagra degli errori e dei pali. 2 traverse colpite da Anzila e Gueià e clamoroso pareggio fallito a porta libera da Alessio Piazza. A fine partita festa grande per gli ospiti e purtroppo troppi rimpianti per Vaccaro e compagni. Io ero lì, la palla è uscita di 2 metri, purtroppo c'era la rete che è un po' più larga e la palla è entrata, ma la palla è nettamente fuori. Quindi la palla entra facilissima da fuori. Lui ha controllato, ha detto che era tutto a posto e in più Guardaline mi ha detto non capisco perché protestate, perché era dentro. E quindi lui era convinto al 100% che era dentro, non è andato neanche a controllare la rete. Quindi, ma dimmi una cosa, in occasione del primo gol dell'Atletico, Vaccaro mi conferma che il pallone è entrato lateralmente, assolutamente, che c'era un buco? La palla è entrata da fuori erano larghi i quadri della porta. E quindi tu confermi che il pallone era al 100%? La palla è entrata da fuori. Vediamo adesso una panoramica degli avvenimenti della domenica di calcio della Serie D Eccellenza a prima categoria. Carmelo Lentini. Nel campionato di Serie D Girone I, Castrum Favara sconfitto in casa da un cinico Athletic Club Palermo che grazie a questa vittoria si pone al terzo posto alle spalle di Savoia e Igea Virtus. Inaspettata sconfitta interna per 1-3 dell'anista di Lello di Napoli contro un incredibile Acireale, una sconfitta che apre una crisi societaria con le dimissioni del presidente nisseno Luca Giovannone. Vince fuori casa la Sant'Aldese con la Gelbsud per 1-3 e scala la classifica generale. Nel campionato di eccellenza il Licata espugna il campo del Montelepre e rinsalda la vetta della classifica portandosi a più 9 sul Marsala e Don Carlo Misilmeri. Vince convintamente anche il Camarate che infligge un secco 3-0 alla Parmonval e risale in classifica. Vince bene anche l'Unitas Sciacca 3-1 contro il Pattinica Audace e si pone così al terzo posto. Prossimo turno in anticipo a Partinico il Camarate. L'Unitas Sciacca va a Trapani contro l'Accademia, mentre il Licata ospita il Castellammare. Ed ora occupiamoci della prima categoria Girone B. Cenciana vittorioso fuori casa sul campo del Colomba Bianca, solo un pari interno invece per l'Alessandria della Rocca fermata sul 2-2 dalla Rangers. Bella e convincente vittoria interna dell'Empedoclina che supera di slancio per 4-1 lo Sporting Termini. In vetta alla classifica il Cianciana precede 2 punti il Prizzi, l'Alessandria della Rocca invece si trova al quarto posto. E così l'Empedoclina invece va al quinto e in piena zona playoff. Il prossimo turno sarà derby della montagna tra Cianciana e Alessandria della Rocca, mentre l'Empedoclina sarà ospite della Belsitana. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Io Sicilia alle 15, alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i servizi si possono inoltre visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.